Siamo giunti all'8ª edizione del nostro bilancio sociale, quest'anno centrato sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro, un tema estremamente di attualità purtroppo, che però vede fortemente impegnata e ingaggiata la società CAFC. Il nostro claim è Safety First, quindi la sicurezza al di sopra di ogni, come prima priorità, diciamo. Tant'è che quest'anno abbiamo deciso di aderire anche alla Carta di Lorenzo, che per noi è un manifesto valoriale su cui ci riconosciamo pienamente, con la centralità dello stagista che arriva in CAFC con una serie di tutele, con un tutor dedicato a che non possano più avvenire situazioni, diciamo, gravose come è successo nel passato. Oltre al tema della sicurezza sul luogo di lavoro, quest'anno un altro punto importante è quello ambientale, dove diamo contezza di quella che è la nostra attività svolta durante il 2024, dalla certificazione dell'impronta di carbonio a tutti i programmi di compensazione e riduzione dell'impronta di carbonio che facciamo, con delle attività svolte con attori del nostro territorio, in particolar modo i comuni dell'area montana, e quindi una ricaduta di valore aggiunto che fa parte della nostra DNA, delle nostre caratteristiche. Per terminare poi con alcune azioni, diciamo, nell'ambito sociale. Quest'anno ci saranno anche gli amici del CEVI e quindi dei progetti di cooperazione internazionale anche verso quelle aree del mondo più svantaggiate, in particolar modo i paesi del terzo mondo, dove la risorsa idrica, l'accesso all'acqua è ancora un problema, ed è una centralità anche su questo che vogliamo dare evidenza. Che CAFC nel 2024 ha scelto di aderire alla nuova normativa europea in maniera volontaria e di prepararsi quindi a queste nuove sfide. È un bilancio di sostenibilità che vede approfondire tutte le tematiche materiali, sia ambientali che sociali e di governance, e la sfida futura sarà proprio quello di tenere sotto controllo gli indicatori e di intraprendere le azioni giuste per il miglioramento continuo. Certifica l'ottimo lavoro fatto da questa società, che va nell'indirizzo di quello che è la nostra politica, quella di aggregare le società per fare massa critica. La Regione ha fatto una legge ad hoc in questo senso, mettendo molte risorse, molti milioni affinché si possano realizzare queste società, ma perché si fanno? Per dare migliori servizi e minori costi ai cittadini della nostra Regione nel settore dei rifiuti e dell'acqua. Io trovo straordinario che nella presentazione del bilancio sociale di una grande azienda come il CAFC ci sia dello spazio e sia stato dato spazio ai giovani dell'ISIA e alle loro interpretazioni sul tema della sicurezza sul lavoro. L'innovazione e la sostenibilità passano attraverso l'esercizio dei propri doveri, ma anche l'esercizio dei propri diritti, e la guerra al tema della sicurezza sul lavoro e la guerra per contrastare tutto il gran numero di vittime che ci sono state in questi anni passa anche e proprio attraverso percorsi di educazione, di istruzione, assieme al ruolo attivo delle parti sociali, datoriali, delle istituzioni e di ognuno di noi. Parlare di bilancio sostenibile significa parlare di ambiente. Ovviamente l'ARPA ha un grande ruolo sull'ambiente, noi ci occupiamo di monitorare tutte le matrici ambientali e di valutare come le pressioni impattano sull'ambiente, quindi sicuramente è un'iniziativa che ci interessa e importante da seguire.